Cavalli in partenza. Seconda corsa, premio trotto in Romagna, 5-6 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, Gentleman Driver in Salchi. 1 esplosivo GSO, 2 di Natà, 3 Enea DBL, 4 Helios Chuck SM, 5 Ettore D'Alvio, 6 Delis TC, 7 Dina Vald, 8 Eclettico Club, 9 Elli delle Naldine, 10 Unplain B, 11 Eclisse di Casè. Macchina che accelera, entra addirittura per il lancio. Parte. Sbaglia Enea DBL, prova ad andare davanti Helios Chuck SM nei confronti di Natà e ci riesce. Al largo Ettore D'Alvio, in mezzo alla pista c'è Eclisse di Casei che taglia fuori Delis TC. Sulla prima curva passa numero 7 Dina Vald, squalificato. Il paletto dei 200 Helios Chuck SM, punta in avanti Ettore D'Alvio che cerca di andare a chiedere strada. Helios Chuck SM numero 9 Elli delle Naldine, squalificato. È convintissimo di mandar via. Vengono fuori 400 metri con spesa in 32. Alla fine Ettore D'Alvio passa su Helios Chuck SM, terza posizione per Di Natà. Allo scoperto rimane Eclisse di Casei che prova a venire in avanti sul rallentamento del leader. Si completa la curva di sinistra in 46,3, primi 600 di gara. Eclisse di Casei attacca Ettore D'Alvio con decisione, passa a condurre a un giro dalla fine. Passato Eclisse di Casei nei confronti di Ettore D'Alvio, poi Helios Chuck SM. Allo scoperto si trova ora Eclettico Club, in corda Di Natà. Eclisse di Casei in vantaggio a buon ritmo, ha preso un paio di lunghezze sull'abbrivio a Ettore D'Alvio che prova a recuperare, ha sbagliato Eclettico Club. Numero terza posizione 8, per Helios Chuck Eclettico SM che Club, precede Di Natà. squalificato. Poi ancora Enea DBL e gli altri. Quando sulla retta opposta alle tribune il leader si mantiene in vantaggio, leggermente riaccostato da Ettore D'Alvio, riaccelera però ora Eclisse di Casei dopo una frazione in 15,2, 1,31,3 in 1.200. Eclisse di Casei se ne va per fatti propri a metà della curva conclusiva. Rimane secondo Ettore D'Alvio avanti a Di Natà all'ingresso addirittura d'arrivo. Frazione in 15,3, Eclisse di Casei ha chiuso la partita. Eclisse di Casei dopo 2 ottime performance trova lo schema giusto, viene a vincere per dispersione. Al secondo posto finisce Ettore D'Alvio, al terzo Di Natà. 30,5 a chiudere, 1,15,8 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Eclisse di Casei. Michela Rossi in Salchi per i treni di Salvatore Valentino, i colori di Vincenzo Lauricella. Facile assunto di Eclisse di Casei, la femmina da Napoleon Bar e Penelope S coglie una vittoria larga nella misura. Il numero 11 al primo posto, Michela Rossi, Eclisse di Casei.